Signore e signori, buonasera. Siamo al Palasport Arcella di Padova, dove è in corso una rassegna nazionale di hard rock. 4 i complessi musicali presenti: Smash Hits, Scanners, Gold e i Vanadium, ormai di fama internazionale. La manifestazione, ricordiamo, è organizzata dall'Arci di Padova, dall'ASU, Associazione Studenti Universitari, dalla Egotria e dalla Fireball Management per i contatti con i vari gruppi rock. Larga la partecipazione di pubblico, per lo più giovanissimi. Immenso il loro entusiasmo per il rock duro. Entusiasmo, peraltro, che condividiamo anche noi, anche se non più giovanissimi. L'hard rock è un genere di musica che, se ascoltato attentamente, forse grazie anche all'entusiasmo dei giovani, ti fa provare gioia di vivere intensamente, cosa estremamente importante nella tormentata realtà di ogni giorno. Siamo con Pino Scotto, il cantante del famosissimo ormai complesso I Vanadium di Milano, e ci hanno ricevuti gentilmente nelle camerine qui al Palasport Arcella di Padova e noi li ringraziamo per questo. Pino, voi siete nati, mi pare, nell'82, avete però sfondato nell'86, quindi 4 anni di battaglie. Vuoi parlarcene brevemente? Ma io sinceramente questo discorso sullo sfondare penso che noi sicuramente siamo ben lontani da questo termine, come viene usato in Italia, sfondare. Noi siamo stati abbastanza fortunati già dal primo album, perché in Italia ci sono un sacco di gruppi che continuano a buttare il sangue e purtroppo c'è poco mercato per questa musica in Italia. Noi già dal primo album, che era Metal Rock, siamo riusciti ad essere abbastanza fortunati a fare un contratto con una grossa casa discografica e naturalmente avere i vari appoggi promozionali, che è una cosa molto importante. Perciò io direi da qui al fatto di arrivare veramente a un discorso internazionale c'è ancora un po' di strada da fare. Pino, voi siete specialisti allora del heavy rock, il rock duro, come si suol dire. Vogliamo spiegare un attimino ai telespettatori di cosa si tratta? Diciamo a quei pochi telespettatori, o forse anche molti, quelli di mezza età, che non sanno di che cosa si tratta.
Ma queste definizioni hard rock, heavy metal, heavy rock, così, come tu dicevi tu, agli spettatori di una certa età più o meno, mi sembra che fa un po' una brutta impressione. Invece quello che più ci preoccupa a noi è il fatto che l'hard rock, l'heavy metal non è nient'altro che l'evoluzione di quello che è stato il blues, il rock and roll negli anni 60, negli anni 70. Perciò secondo me ascoltare dell'hard rock oggi è un'evoluzione naturale di quello che si faceva negli anni 60-70, cioè ascoltare il blues e il rock and roll. Perciò io penso che non bisognerebbe essere molto, perché un sacco di gente è prevenuta verso questo genere, a parte i giovanissimi, bisognerebbe dare delle chance a questo genere, cioè ascoltarlo e poi magari giudicare. C'è un sacco di gente invece che si spaventa solo al sentir parlare di heavy metal o di hard rock. Voi avete pubblicato con la Durium di Milano, una casa discografica molto importante. Come siete riusciti? Ma come ti dicevo prima siamo stati abbastanza fortunati perché un giorno che facevamo un concerto in un posto fuori Milano, in una scuola era, e un produttore ci ha sentiti e ha voluto farci incidere il primo 45 giri, da quello è venuto fuori tutto il resto. Naturalmente la casa discografica e poi la Durium ci ha messo sotto contratto dopo aver visto che questo 45 giri, stampato così, giusto per fare qualcosa, era riuscito a vendere un bel po' di copie. Allora si sono accorti che anche con questo genere si poteva avere un mercato in Italia. E avete fatto già delle tournée in Germania, in Francia, però so che siete anche molto famosi già anche in Inghilterra. Ma in Inghilterra più che altro perché siamo stati l'anno scorso dove abbiamo mixato l'ultimo album e per noi è stato un lavoro molto importante perché finalmente dopo 4 album siamo riusciti a... Così uniti. Abbiamo un altro giovane, un look particolare, lo vogliamo descrivere? C'è pantaloni alla heavy, a strisce, thrash metal, maglietta degli Iron, c'è chiodo bicolore, c'è poi Ha un particolare significato questo look? c'è heavy proprio, poi ci sarebbe altre cose, però qua sequestrato tutto, Ti hanno sequestrato chi? la polizia. Perché? Perché dicono che noi le catene le usiamo per fare violenza, cioè non è vero, niente, no, niente è vero, Dio. Noi è solo ornamento, devono capire anche queste cose. Cosa provi quando senti il rock duro come questa sera? Cioè, Che sensazioni provi? emozioni diverse dagli altri, capito? Cioè, ti eccita, ti sente
proprio fantastica, non si può dire una cosa. Suonano, siamo Appunto. stravolti, non capiamo più niente. Cioè noi quando andiamo a casa siamo finiti perché ci prende questa Cioè, le musica. orecchie ci fischiano per 2 giorni, Fischiano anche a noi veramente. non sentiamo altro, dopo la gola ci brucia perché urliamo, facciamo di tutto. Volevo dire che il mondo ci critica Perché critica? perché non sa chi siamo e non ha mai cercato di conoscerci. Beh, voi chi siete? Diciamolo allora adesso. Noi chi siamo? Noi siamo le persone che hanno come del resto tutti abbiamo le nostre idee e non è giusto che la gente ci critichi sempre perché noi abbiamo le borchie, perché noi siamo violenti, perché siamo volgari, perché siamo boari, non è niente vero. Noi abbiamo le nostre idee, il nostro modo di vita e sarebbe giusto che la gente ci capisse e ci portasse anche rispetto. Sentiamo questo giovane cosa vuole dire. Dicendo prima che la gente che ascolta il heavy metal dice questo è un casino, invece non è niente vero, deve cercare di ascoltare come io ho fatto, che anche a me non mi piaceva. Ascoltandolo ho detto sì, è una musica che è gente che sa suonare. Allora ho detto va bene, proviamo ad ascoltare, sono entrato in questo... Scusa un attimo, pregherei il cameraman di venire da questa parte. Ho le scarpe. Signor cameraman, Scarpe del ecco, qui c'è una croce rovesciata, vorrei... Ecco, un attimo. La croce rovesciata, che cosa significa? Cerchiamo di inquadrarla. Ecco. Sì, è una corrente dell'heavy metal che si chiama black metal, dove nei testi delle canzoni ricorre sempre Satana e il diavolo, per cui sono un ascoltatore di black metal, porto questa croce rovesciata come altri miei amici, lui per esempio che ce l'ha. Si può far vedere? Sono Eccola difficilissime da eccola qui, questa è un'altra croce rovesciata. Bello. Anche l'hard rock o rock duro, quindi, al di là di qualche posa non sempre ortodossa di giovani da fare, che poi abitano, anche l'hard rock, quindi, in fondo, a mio avviso, porta un suo messaggio che è di gioia e fratellanza universale, in questo mondo purtroppo ancora impregnato di odio, cattiveria e guerre. Auguriamo che l'assordante ma toccante rombo dell'heavy rock possa presto sostituirsi al rombo dei cannoni e al siniqualore delle armi nucleari. E gioia e pace, in fondo, che vogliono i giovani dell'heavy metal o metallari che dir si voglia. Ed è anche quello che vogliamo noi tutti. Dove? Di hard, come